Ciao ragazzi, sono tornata, scusate l'assenza, ma io quando torno da Napoli, come vi ho detto, ha già metabolizzato, perché non è facile. Lascio comunque un pezzo di cuore, che è la mia città, e comunque stavolta veramente ho già lasciato un altro pezzo di cuore, che è mia figlia, perché mia figlia ha deciso di stare un po' nella sua città d'origine, ogni tanto capita, quando ci posso molto. Ragazzi, vabbè, quel giorno comunque un pullman mi ha aspettato, perché se vi ricordate ho fatto una corsa da casa mia alla stazione centrale, si perde un pullman. Vabbè, guagliù, ma diciamo la verità, mo pullman poteva non aspettarmi, io sono un personaggio. Ragazzi, a proposito di personaggio, vi voglio raccontare, tanto fa cavolo, un video non lo posso fare troppo lungo, sarò molto breve. Vi voglio raccontare che io ho partecipato a una fiction che uscirà a settembre-ottobre. Guaglio, è stata un'esperienza incredibile, soprattutto perché io non me l'aspettavo proprio. È stata, sai, quelle cose che ti passano davanti, quelle opportunità improvvise eh, che prendi a volo e va bene, perché è andata bene alla fine. Non me l'aspettavo, io non mi aspettavo neanche di trovarmi di fronte, guagliù, niente poco di meno che a Sergio Rubini. Ragazzi, Sergio Rubini è un regista di grande talento. Io quando sono andata a fare l'audizione non pensavo ci fosse proprio lui. Pensavo ci fosse, che ne so, un aiuto regista, dei collaboratori di Sergio Rubini. Guarda, sei proprio Sergio Rubini. Non potete immaginare lo sgomento da parte mia, perché di sgomento parliamo, perché io non sono un'attrice. Comunque cercavano comunque persone, ovviamente non attori, persone di origine napoletana, perché il contesto del film comunque una parte in una parte del film ci sarà un contesto napoletano, delle strade di Napoli, e quindi niente ragazzi, detto ciò io sono arrivata là, vabbè, ho detto ok, Sergio Rubini, vabbè, ormai sto qua, però che potrò mai fare? Mi devo soltanto presentare nome e cognome, guagliù. Quello mi ha fatto improvvisare, mi ha fatto fare un'improvvisazione. Ragazzi, un altro sgomento per me. Comunque, vabbè, guagliù, quando si tratta di cose napoletane, la mia spontaneità esce fuori. Quindi ho fatto quello che sapevo fare, cioè parlare napoletano, e il gioco è fatto. Però lontano da me pensare di arrivare poi sul set cinematografico. Vi ripeto ragazzi, io non sono un'attrice, però mi sono divertita da morire. Ho conosciuto un sacco di personaggi del cinema, un sacco di attori famosi, ed è stata un'esperienza veramente unica. Perciò dico comunque, se capitano queste cose, di prenderle veramente al volo e di provare sempre, di provarci. Ragazzi, non lo so quando uscirà su Rai 1, uscirà penso settembre-ottobre. Sicuramente faranno molta pubblicità al momento che uscirà questa fiction, e non lo so, a me pur se si vedono capelli in da fiction, io comunque nella fiction qualche cosa penso che si vede, anche perché in una parte che abbiamo girato, io ho giocandato in napoletano. Voglio, si mi ha supportato Sergio Rubini quando ha giocato. Allora mi devi supportare pure voi ogni tanto quando canto qualche canzoncello. Ragazzi, vabbè, poi vedremo che cosa ne uscirà, se uscirò soprattutto io dal film. Comunque ho girato 4 giorni a Taranto, tra Taranto e Martina Franca. E pure, a me, sinceramente, pure se si vede una ciglia, pure se si vede un orecchio, non fa niente. Ma io l'importante è partecipare. Ragazzi, comunque, vabbè, in questi giorni cercherò di fare qualche video in più. Sicuramente mi vedrete più spesso sul gruppo Ricerca Paranormale Taranto ultimamente, che su quando ci facevo, perché ultimamente stiamo facendo veramente un grande lavoro, stiamo veramente cercando di scoprire sempre più posti inediti della nostra magica terra, la nostra magica Puglia. Mi raccomando, andate a sbirciare il canale, troverete veramente dei bei video.
e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi sia lì che sul mio canale quando ci vo. Quindi ragazzi, mi raccomando, restate connessi, gruppo ricerca paranormale Taranto, e quando ci vo. E voglio, e comunque in ogni caso qualsiasi cosa succede, come vi dico sempre, voglio, mi raccomando a voi, qualsiasi cosa vi fanno, qualsiasi cosa vi capita nella vita quotidiana, voglio, come dico io, indovinate? Quando ci vo. Ciao e buon proseguimento di serata. Ciao.